benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Zone rosse a Palermo, weekend in sicurezza. Nelle tre aree del centro vietate a denunciati e pregiudicati. Allo stadio Barbera il toccante ricordo di Paolo Taormina, ucciso con un colpo di pistola in testa all'Olivella. A Favara, lutto cittadino e funerali nel pomeriggio di Marianna Bello, trovata senza vita dopo 19 giorni di ricerche. La magistratura indaga su eventuali sottovalutazioni nella prevenzione del nubifragio che ha provocato la morte della donna. A Palermo, maxi operazione contro il contrabbando di sigarette elettroniche, sequestrate 11 milioni di pezzi, valore 1 milione di euro, denunciato il distributore, sanzionati 11 negozi. Vittoria, parla Peppe Bascetto, il giornalista che per primo ha raccontato l'alleanza nel Ragusano tra Cosa Nostra e la mafia albanese, trascurata a lungo fino al sequestro lampo del 17enne e l'arresto del boss Gianfranco Stracquadaini. Catania, scena da Far West a Librino con l'ennesima sparatoria che sa di avvertimento, ma per fortuna il degrado non ferma il coinvolgimento di migliaia di ragazzi del quartiere nella creazione dei monumenti alla bellezza voluti da Antonio Presti. A Modica, al Teatro Garibaldi, di scena Extramenia di Emma Dante, uno spettacolo che tra gesti, suoni e silenzi descrive la fatica, i desideri, gli slanci d'amore dell'umanità. Caso il Palermo perde l'occasione del sorpasso per la vetta della classifica, il rosanero brucia il pareggio interno per 1-1 ieri contro il Modena. La squadra mantiene comunque l'imbattibilità in campionato. Serie C, il Catania domina con la Salernitana in un Massimino gremito. La vittoria per 2-0 vale la prestazione, la classifica e l'autostima. Va male a Trapani e Siracusa, sconfitte entrambe in trasferta. Bentrovati, zone rosse a Palermo, dunque weekend in sicurezza nelle tre aree del centro della città vietate a denunciati e pregiudicati. E allo stadio Barbera il toccante ricordo di Paolo Taormina, ucciso con un colpo di pistola in testa all'Olivella. Orazio Longo. Palermo dice no alla violenza, lo fa dallo stadio Barbera durante il prepartita della gara contro il Modena, con striscioni, cori e il volto di Paolo Taormina proiettato sugli spalti nel ricordo sottolineato dallo speaker, alla presenza dei familiari del 21enne ucciso pochi giorni fa con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub all'Olivella, alla presenza di decine di persone. In carcere c'è il 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, che però secondo gli inquirenti non avrebbe agito da solo. Altri 7 giovani, tutti del quartiere Zen, sono stati destinatari di perquisizioni. Alcuni di loro avrebbero mentito nelle deposizioni. Una denuncia è scattata per chi avrebbe aiutato Maranzano a scappare ospitandolo per qualche ora a casa, mentre un altro sarebbe indagato per avere schiaffeggiato uno dei clienti del pub, evento che potrebbe essere all'origine dei tragici fatti. Intanto è trascorso senza particolari criticità il primo weekend in attuazione dell'ordinanza prefettizia che ha imposto le zone rosse in 3 aree della città particolarmente frequentate durante la movida palermitana. La Vucceria, via Macqueda, Piazza Verdi, via Roma, l'intera area del Teatro Massimo e via Cavour, compresa l'Olivella, teatro dell'omicidio di Taormina. In queste zone le forze dell'ordine per i prossimi 3 mesi potranno allontanare senza ulteriori provvedimenti tutti coloro che impediscono il regolare svolgimento della quieta convivenza civile, facendo divieto agli stessi di ritornarvi. La misura riguarda anche i minori. Si ampliano le maglie del controllo cui possono essere sottoposti gli avventori delle zone in oggetto, in particolare per chi è destinatario di denunce o si accompagna a chi conti precedenti per droga, rissa, lesioni, furto, rapine e altri reati specifici. Favara si prepara a dare l'ultimo saluto a Marianna Bello, trovata senza vita dopo 19 giorni di ricerche. Oggi il lutto cittadino, nel pomeriggio i funerali. Intanto la magistratura indaga per accertare eventuali sottovalutazioni della prevenzione
del nubifragio che ha provocato la morte della donna. Davide Sardo. Scortato dalle forze dell'ordine, il feretro di Marianna Bello è arrivato al cimitero di Favara, accolto dal silenzio e dalla commozione di un'intera comunità. Oggi Favara si stringe attorno al dolore della famiglia della giovane mamma di 38 anni, scomparsa il 1° ottobre e ritrovata dopo oltre 2 settimane di ricerche tra i canneti del fiume Naro in zona Cannatello ad Agrigento. Il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino come segno di vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari. Nella casa funeraria di via Capitano Callea, allestita la camera ardente, parenti, amici e cittadini si sono susseguiti per rendere omaggio a Marianna in un continuo gesto di affetto e ricordo. Alle 16 nella chiesa madre di Favara si terranno i funerali presieduti dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Centinaia di persone sono attese per dare l'ultimo saluto a Marianna, simbolo di una tragedia che ha scosso l'intera città e la provincia. Intanto la Procura di Agrigento ha avviato accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali responsabilità, ricostruendo le ultime ore della donna e le circostanze della tragedia. Favara oggi si ferma, unita nel dolore e nel ricordo di Marianna Bello. A Palermo, maxi operazione contro il contrabbando di sigarette elettroniche. Sequestrati 11 milioni di pezzi, valore 1 milione di euro. Denunciato il distributore, sanzionati 11 negozi. Giusy Lazzara. C'è un nuovo contrabbando, una volta erano le bionde, adesso i nuovi prodotti da fumo. A Palermo scatta il blitz contro un giro illegale di sigarette elettroniche. La Guardia di Finanza ha sequestrato, fra sigarette, cartine e filtri, 11 milioni di pezzi per 770 kg. I prodotti, se messi sul mercato parallelo illegale, fruttavano 1 milione di euro. È emerso che un unico importatore di Partinico rifornisse tanti negozi di oggettistica e articoli per la casa. I finanzieri, seguendo le consegne effettuate dall'importatore, hanno scoperto anche 11 esercizi commerciali nel centro di Palermo che vendevano senza alcuna licenza, in totale evasione d'imposta sui consumi. I militari hanno notato la presenza di poche scatole esposte per la vendita di prodotti da fumo, in alcuni casi anche nascoste sotto i banconi, mentre il grosso dei prodotti veniva conservato in magazzini nelle vicinanze dei negozi, pronti per essere venduti. I titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati, le attività segnalate alle agenzie delle dogane e dei monopoli per le sanzioni che prevedono anche la chiusura dei negozi. Scoperto così che ai canali ufficiali, che avevano come clienti le rivendite di tabacchi, c'era un vero e proprio mercato parallelo con a capo società gestite da extracomunitari. Nuova notte di sbarchi a Lampedusa dopo l'emergenza di ieri con 3 morti e 14 intossicati per l'inalazione di idrocarburi nella stiva del barcone sul quale viaggiavano. La terza vittima questa mattina in ospedale a Trapani. Intanto prima dell'alba sono approdati nell'isola 286 migranti su 4 barche partite dalla Libia e intercettate dalle motovedette della Finanza, fra loro 18 donne e 12 minori. Vittoria, al nostro TG Peppe Bascetto, il giornalista che per primo ha raccontato l'alleanza nel Ragusano tra Cosa Nostra e la mafia albanese, un'alleanza a lungo trascurata fino al sequestro lampo del 17enne e l'arresto del boss Gianfranco Stracquadaini. Servizio di Veronica Barbarino. In quel territorio stava avvenendo qualcosa a cui nessuno pensava. Un'alleanza ibrida tra la mafia albanese e Cosa Nostra siciliana. Dal sequestro lampo a Vittoria all'arresto del boss Stracquadaini, il giornalista antimafia Giuseppe Bascetto con delle sue indagini parla delle nuove dinamiche mafiose nel Ragusano, dove la mafia albanese e il clan di Cosa Nostra hanno stretto alleanza. Ho ipotizzato subito che dietro il sequestro potesse esserci l'ombra della mafia albanese di Cosa Nostra per le modalità con cui è avvenuto, modalità e tecnica militare che assomigliavano molto a quelle che utilizzano i narcos colombiani, boliviani o messicani. E siccome la mafia albanese è in stretto contatto con questi cartelli della droga e ha mutuato da loro le modalità di esecuzione, la ferocia, ho subito pensato a questo. Dopo le sue dichiarazioni, la DDA di Catania ha preso in mano le indagini, colmando anni di vuoto investigativo. Un vuoto investigativo che dura da almeno 10 anni. Perché i primi arresti di albanesi nella provincia di Ragusa risalgono a 10 anni fa
Poi si sono susseguiti nel corso degli anni, abbiamo avuto le operazioni Camarina Draghis 1 e 2, abbiamo avuto altre operazioni di polizia, l'ultima nel 2019 dove sono stati arrestati Luz Indreu, Pandeli Prifti e Kutim Rapushi trovati con 50 kg di hashish e 1 chilo di cocaina, e quello che è mancato è inserire queste indagini in un quadro complessivo che spiegasse esattamente che cosa stava accadendo in quel momento e in quel territorio. Raccontare per non avere paura è il messaggio che lancia. Il segreto è non lasciarsi paralizzare dalla paura e trasformare quella paura in benzina per un atto di coraggio, perché questo è quello che bisogna fare, non lasciarsi paralizzare. Collega valoroso Peppe Bascetto. Adesso andiamo a Catania con scene da Far West a Librino, con numerosi colpi d'arma da fuoco sparati nei pressi dell'ex palazzo di cemento, e nel quartiere si mescolano, per modo di dire, criminalità, inciviltà, ma anche per fortuna arte e bellezza. Tonino De Manna. Scene da Far West a Librino con l'ennesima sparatoria che sa di avvertimento. In attesa che le indagini, in questo caso della polizia, facciano il loro corso, cresce l'allarme dei residenti che ieri sera intorno alle 21 hanno segnalato colpi d'arma da fuoco al viale Moncada 18. Numerose le chiamate al numero unico di emergenza 112 e l'intervento immediato della polizia che sopra alcuni garage ha rinvenuto un tappeto di bossoli di vario calibro, segno evidente che ad aprire il fuoco sono state più persone o comunque armi diverse. Dalla criminalità all'inciviltà, con un intero quartiere che affoga tra rifiuti, con micro e maxi discariche presenti in ogni angolo, e poco importa se lì vicino ci sono case o scuole. Sacchetto selvaggio colpisce di giorno e di notte. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata. Si butta di tutto con i mezzi, nella fattispecie di ecocar, che devono spostare la spazzatura stessa per pulire la strada. Ai margini resta ogni cosa, dai sanitari ai divani ed anche sedie. Una di queste è in bella mostra sul marciapiede, sullo sfondo l'ex palazzo di cemento. Da una sedia all'altra, dai monumenti al degrado ai monumenti alla grande bellezza, con l'enorme sedia fortemente voluta da Antonio Presti. Questa è la sedia gigante di un grande artista, Giancarlo Neri, con una luna in cima. Ecco la porta dei sogni di Librino. Questa è l'altra faccia di Librino, quella pulita e bella, e soprattutto quella che piace. Esattamente. A Palermo la presentazione di Expo Medicina 2025, il salone dell'innovazione tecnologica nella sanità, si terrà dal 26 al 29 ottobre alla Fiera del Mediterraneo. Marco Gullà. La Fiera del Mediterraneo a Palermo, che diventa un grande salone della medicina. Si terrà dal 26 al 29 ottobre nel capoluogo siciliano l'evento Expo Medicina 2025, un momento di confronto tra istituzioni, professionisti, università e società scientifiche per discutere le sfide attuali del sistema sanitario regionale e nazionale. Io credo che diventa importante far capire ai siciliani che esistono delle eccellenze nel mondo della sanità, e quindi a volte non bisogna andare per forza fuori in altre regioni per essere operati, e questo secondo me è importante per questa manifestazione, per comunicare questo, quello anche di avvicinare i cittadini alla sanità pubblica, e la dimostrazione dello screening che viene fatto dall'ASP di Palermo il giorno 26 su 15 specializzazioni diventa sicuramente un momento importante. Meeting, simposi e tavole rotonde favoriranno il dialogo su cronicità, digitalizzazione, carenza di personale e innovazione tecnologica. Ma si parlerà anche di nuove fasi della ginecologia. La OGOI cerca sempre, in qualità di società scientifica, di occuparsi di quelle che sono le innovazioni in ambito della ricerca sia medica che chirurgica, e quindi quale migliore vetrina se non quella dell'Expo Medicina. Durante Expo Medicina andrà in scena anche il premio Dusmet dedicato alle migliori esperienze di innovazione sociale. Agrigento, ottobre si tinge di rosa tra Cammarata e San Giovanni Gemini. L'associazione Solideali ha promosso Muoviti, un progetto che unisce salute, sport e musica con un messaggio chiaro. Il movimento, quello che vince la sedentarietà, è vita, prevenire è amore. Davide Sardo. Ottobre si tinge di rosa anche tra Cammarata e San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento. Un mese per ricordare che la prevenzione può salvare la vita e che muoversi nel corpo e nel cuore è il primo passo per amarsi davvero.
Con questo spirito l'Associazione Solideali ha promosso il progetto Muoviti, un'iniziativa che unisce salute, sport, musica e consapevolezza. Non bisogna fare la prevenzione in età adulta, ma bisogna iniziare anche da piccoli, facendo uno stile di vita sano, non abusare con l'alcol e no droga. La manifestazione ha coinvolto decine di persone in una camminata tra i due comuni con momenti di musica, attività sportive e benessere. Spazio anche all'informazione con l'incontro guidato dall'oncologo Armando Savarino sull'importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Il tumore, anche se si manifesta solitamente in età adulta o anziana, muove i primi passi proprio nelle età più giovani, perché il tumore non è altro che il risultato di tutta una serie di insulti che la cellula subisce all'interno del suo DNA. Un messaggio semplice ma potente: muoversi è vita, prevenire è amore, e quando una comunità si muove insieme nessuno resta solo. A Modica, al Teatro Garibaldi, di scena Estramenia di Emma Dante. È uno spettacolo che racconta l'umanità nella sua fatica, nei suoi desideri, negli slanci d'amore. Veronica Barbarino. Un inizio di stagione visionario per il Teatro Garibaldi di Modica. Sul palco, in scena, Extramoenia, la nuova creazione di Emma Dante, regista e autrice palermitana tra le più intense e riconosciute del panorama teatrale italiano. Peggiorerà o rimarrà così? Fuori dalle mura è il significato del titolo latino, ma anche la chiave di uno spettacolo che racconta l'umanità nella sua fatica, nei suoi desideri, nei suoi slanci d'amore e libertà. In scena 14 attori si muovono come un corpo unico, tra gesti, suoni e silenzi, raccontando la quotidianità come rito e la danza come atto di resistenza contro l'immobilità del mondo. Un teatro quindi che non si limita a raccontare, ma invita ciascuno a guardarsi dentro e intorno e a oltrepassare le proprie mura interiori. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il Palermo che manca l'operazione sorpasso e il Catania che si avvicina alla vetta grazie alla vittoria con la Salernitana e che si profonda invece per il Siracusa. State con noi, vi aspetto. Calcio, pareggio amaro per il Palermo che alla Barbera non è andato oltre l'1-1 con la capolista Modena. Sorpasso fallito. Marco Gullà. Doveva essere la gara del sorpasso e invece il Palermo si tiene stretto un pareggio. Al Barbera i rosanero non vanno oltre l'1-1 con il Modena, ma nella ripresa la formazione di Inzaghi è crollata atleticamente, concedendo il palcoscenico alla squadra di Sottil, apparentemente più pimpante e in forma rispetto ai rosanero. Il gol di Segre nel primo tempo aveva illuso, nella ripresa invece l'autogol di Beresischi ha riportato i siciliani sulla terra. Il campionato è difficilissimo. Non ci facciamo distrarre dalle chiacchiere, facile non è nulla, il Modena non è primo per caso, secondo me abbiamo fatto fino al 60° un'ottima partita, probabilmente potevamo fare il secondo, poi insomma Joronen ci aveva salvato in una situazione e sul gol probabilmente dovevamo essere un po' più bravi. Un Palermo che ha comunque mantenuto l'imbattibilità in campionato, restando al secondo posto e pareggiando una partita che l'anno scorso avrebbe probabilmente perso. È stata una partita molto equilibrata, combattuta, con occasioni per noi e per loro e siamo comunque contenti perché loro erano primi, è una squadra organizzata, squadra forte. E noi abbiamo dimostrato di essere lo stesso forti. Rosanero che torneranno in campo sabato a Catanzaro. Il Catania domina con la Salernitana e raccoglie una vittoria che vale per la prestazione, la classifica e la convinzione che regala al gruppo. Marco Carli.
A conti fatti si capisce perché Toscano sorride dopo Catania Salernitana. Non è solamente per la vittoria, non è semplicemente il punto di distacco dalla vetta, ma la somma di emozioni che questa partita racconta e i dati che ne vengono fuori. La prestazione, concentrazione nel primo tempo, perfezione nella ripresa. I gesti tecnici, la punizione di Cicerelli vale da sola il prezzo del biglietto. A proposito, i quasi 19.000 del Massimino sono un dato conosciuto, ma sempre da rimarcare. Tornando ai gesti tecnici, il controllo e la conclusione di Forte, quarto gol in campionato, sono da attaccante ritrovato che può fare la differenza. E poi ci sono i numeri, a parte la classifica, gli 8 clean sheet in stagione oppure la porta inviolata nelle partite casalinghe. C'è un po' tutto questo che vale la soddisfazione finale dopo il 2-0. Ci godiamo questa vittoria, bella, importante, che secondo me incide più nella consapevolezza e nella fiducia della squadra piuttosto che nella classifica, per la lunghezza ancora del campionato che c'è, perché da martedì ci aspetta un'altra partita importante e qui nel nostro stadio speriamo con questa gente che ci ha accompagnato anche oggi. Anche la Salernitana ha sbattuto sul muro Catania, che solo a Cosenza finora ha ceduto in modo netto, e poi c'è la squadra. Aloi è pronto e se Caturano per via di un malanno alla schiena deve stare in panchina, si è visto per la prima volta Rolfini, che poteva anche rendere più ampio il risultato, ma che come tutti ha raccolto solo sensazioni positive. Brividi proprio, ancora addosso ce li ho. È stata una bellissima giornata che mi porterò sempre dentro, è un esordio quasi perfetto, diciamo. No, però contenti, è stata una bella vittoria. Trapani e Siracusa sono tornate senza punti dalle rispettive trasferte di Caravaggio e Caserta. Azzurri sempre più ultimi in classifica. Sergio Colosi. A Caravaggio il Trapani ha fallito l'esame di maturità. Dopo la buona prova di Cava, granate involuti e discontinui in Lombardia contro i giovani dell'Atalanta. Primo tempo da incubo, la difesa si scioglie in 7 minuti sotto i colpi di Manzoni e Levac. Reazione nulla, bergamaschi vicini al tris e il rosso al capitano Benedetti espulso per gioco violento è un altro segnale di una domenica da dimenticare. Non ha funzionato l'approccio, non siamo entrati in campo decisi, convinti come l'abbiamo fatto in altre partite precedentemente. Sicuramente ne assumo responsabilità di questa sconfitta perché non era quello che avevamo preparato in settimana, non siamo stati cinici, non siamo stati bravi, non siamo stati sulle gambe come l'Atalanta, sapevamo quelli che erano i pregi e i difetti e chiaramente è venuto a mancare qualcosa, c'è da rimboccarci le maniche, c'è da lavorare, c'è da riprendere, per cercare già da domenica prossima essere pronti a battagliare in casa contro il Cerignola. La prestazione positiva del Siracusa a Caserta potrebbe salvare la panchina di Marco Turati, ma non ha portato punti alla classifica degli azzurri, questa volta condannati dagli episodi. De Lucia con le sue parate firma la vittoria dei campani, maturata nell'ultima parte di gara con un tiro dagli 11 metri di Bentivegna. Tanta applicazione, una fase difensiva discreta e rare disattenzioni non bastano a cambiare la storia del campionato. I numeri, con 9 sconfitte in 10 giornate, condannano il Siracusa, oggi sempre più solo in coda, staccato di 5 lunghezze. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.